Di nuovo collegati dal Palasport di Diamante, tutto pronto. Semifinale, gara 1 dei playoff, secondo atto della stagione, dove la SD Diamanti Sport affronterà la Jolly Cinquefrondi. Ok, sì, ci siamo. Al commento Gabriele Bonini e Renato Gallo, riprese di Francesco Bonini e regia Gabriele Bonini. Tutto pronto, fischia il primo arbitro Mazzantonio, il secondo arbitro Nicolazzo, servizio del Diamante, Pugliatti, attacco Primo centrale di Peppe Orlando, mette segno, no, è out. No, come out? Ah sì, ha messo segno, ok, perfetto. 1-0 quindi. Vediamo le formazioni, Gabriele, in campo. Abbiamo Leo, Alessandro, Magurno, Nervino Egidio, Fedele, Tarasco e Libero, Fortunato. Si ferma sul nastro intanto il servizio di Peppe Orlando. Nervino Egidio al servizio. Giacomo Varamo, Remo, su Leo, Remo al servizio, su Nervino, Leporini, primo tempo di Leporini, però fa invasione. Su Nervino, di nuovo ad una mano Magurno sistema questa palla che stava per finire nel campo avversario e Leporini con la punta delle dita che butta giù. Fortunato al servizio. Teso Su Remo, servizio. molto teso, ed è out la scacciata di Giacomo Varamo. 4 pari. Beh, ha cercato un colpo forte qui Varamo, e vediamo anche il replay con un tocco nel muro, ma non ha trovato le mani avversarie. Ancora Fortunato al servizio per Diamante, stavolta il pallone non è preso. Giacomo Varamo questa volta mani fuori su Magurno. Stavolta stesso colpo di prima Varamo, ma centra il muro avversario. Out il servizio di Anselmo Barreca, di pochissimo. Leggono bene però i giocatori del Diamante. Di nuovo parità tra le due squadre. Leo Alessandro,
su Giacomo Paramo. Cimino tenta un pallonetto. Forte l'attacco di Nervino. Giacomo Paramo tocca il muro avversario. Out. Sì, tenta una palla spinta sulla mano esterna del muro, ma non la prende Giacomo Paramo. L'ha presa, però pallone out. Ancora Leo al servizio. Ed è out. Ha cercato un servizio angolato. Ma è andato ango al lato. Sì. Pallone che quasi toccava l'asta. Cimino al servizio per la Jolly. Tarasco, ma c'è fallo. Aveva tenuto bene Tarasco questa bomba di Cimino, ma c'è un fallo di posizione. Sì, ottima la spin di Claudio Cimino. Ha tentato e ha buona trovato la tenuta di Tarasco. Ancora il capitano della Jolly al servizio. Ancora out questa volta. Sì, nuovamente leggono bene i giocatori del Diamante. Se la chiamano tra di loro. 7 pari. Mentre il cambio, mentre rientra il centrale Fedele. Leporini al servizio. Sul remo. Ad una mano Buiatti. Ottimo il pallone per Peppe Orlando. Un po' in difficoltà in questa situazione l'alzatore del 5 fronti. Sì, la palla era troppo lunga, è riuscito a raggiungerla con la punta delle dita, forse si sono anche allungate un po'. E poi bravo anche Orlando nella schiacciata. Paramo su Nervino. Primo tempo sull'angolino si tuffa Alessandro Santacroce. Di nuovo parità tra le due squadre a punto in questa semifinale gara 1. Magurno al servizio. Tesa su Puntorieri, primo tempo ancora del solito Orlando furioso. Bravo Peppe qui, gli dà un ottimo pallone Buiatti, si coordina bene Orlando e tocca all'opposto avversario. 8-9, proprio Orlando al servizio per la Jolly. Sul libero Tarasco, poi attacca il numero 18 Fortunato che tocca il muro della Jolly e mette a segno il 9 punto per la sua squadra. Di nuovo parità al Palasport di Diamante. Servizio Diamante, Buiatti verso Remo, schiaccia fortissimo alle spalle del muro. Una mano ce la mette Magurno, ma non riesce a fermarla. Buiatti al servizio. Marco Buiatti. Su Tarasco. Sì, preso di mira Tarasco. Leo, c'è un tocco della rete. Tocco del muro, c'è buona guardia dietro di Tarasco. Pallonetto, ma c'è altrettanta guardia di Santa Croce. Ancora Santa Croce, ma il pallone cade. Ottima l'azione del Diamante Sport.